E adesso parliamo di uno spettacolo incredibile che arriverà a Taranto l'1 gennaio in piazza Maria Immacolata. Si chiama Sonics. Sono definiti dal Ministero della Cultura italiana come eccellenza italiana nel mondo. I Sonics cosa sono? Sono una compagnia di acrobati, ginnasti, atleti e creativi, nata e radicata a Torino. Dal 2001, pensate, con ben 14 produzioni all'attivo, hanno portato il loro straordinario talento in teatri, festival e grandi eventi a livello internazionale, conquistando il pubblico con una capacità unica di diffondere arte e performance atletica. Io voglio parlarne insieme al direttore creativo, produttore e fondatore Alessandro Pietrolini, che è qui in videocollegamento. Buongiorno Alessandro, ben trovato. Buongiorno, grazie, buongiorno a voi. Allora, la vostra forza qual è? Qual è il punto focale della vostra unione e della vostra arte? È il pubblico la nostra forza, senza il quale non esisteremmo, e grazie al fatto che riesce a ricambiare quelle che sono le nostre acrobazie col consenso e con l'emozione, noi riusciamo a continuare ad amalgamare quelle che sono arti performative con musica, con tecnologie e tutto quello che è il multidisciplinare del momento. C'è bisogno, credo senza proprio dubbio, di un allenamento costante e anche molto impegnativo, è vero? Sì, c'è bisogno di un allenamento costante per mantenere, diciamo, la condizione fisica, ma c'è anche un grosso lavoro artistico dietro. Sì, comunque quotidianamente bisogna comunque dedicare un po' di tempo all'allenamento, parte di allenamento puramente fisico e parte invece più artistico, andando a creare numeri e modificando, diciamo, un po' le idee che uno ha, tirando per portare poi a casa lo spettacolo. Ok, ogni spettacolo ha un nome. Questo si chiama Diamante, perché? Ma il concetto del diamante è tutto legato intorno al concetto del prezioso, quindi poi il diamante ha delle sfaccettature diverse, quindi dentro lo spettacolo appunto abbiamo dei momenti multidisciplinari. Cosa si intende per multidisciplinari? Quando la danza, l'acrobatica, la musica, l'effettistica si incontra, quindi non è un genere di acrobatica aerea, non è un genere di circo, non è un genere di danza, ma è uno spettacolo multidisciplinare. Quindi come il diamante con le sue sfaccettature, anche il nostro spettacolo della sua multidisciplinarità e il Comune di Taranto presenta un inizio d'anno che sfida la gravità. E quindi noi Oltre cerchiamo 30 di metri di regalare dei altezza momenti preziosi. arrivano i Sonics. Come nasce la regia di uno Acrobati spettacolo del aerei, genere? eccellenza Qual italiana è nel mondo. l'immagine, Il la 1 visione gennaio che tu hai Taranto prima diventa di partire palcoscenico di con uno Diamante, spettacolo, di iniziare a creare? uno spettacolo acrobatico È un straordinario. lavoro fortemente condiviso con gli artisti. C'è una linea generale che può essere quella a volte del colore, a volte della musica che uno sceglie, o un tema. Tendenzialmente gli spettacoli, soprattutto nelle piazze, sono un po' astratti rispetto a quelli teatrali che hanno una vera e propria storia drammaturgica, perché tu hai delle persone in piedi, disturbate magari dai bambini, dai cellulari e quant'altro, quindi devi essere devi riuscire a catturare l'attenzione, quindi abbiamo dei quadri molto veloci da 2-3 minuti per tenere il pubblico con gli occhi su di noi, quindi non c'è un vero e proprio, diciamo, stile narrativo come può essere in teatro, come facciamo le nostre produzioni, in cui ti raccontiamo qualcosa ma lì sei seduto col telefono spento e tutti gli occhi sono su di noi. Quindi l'obiettivo nostro è catturarti col movimento l'attenzione, e in base a quello come nasce poi uno spettacolo. Appunto, come dicevo, si può partire da una musica o una linea. Uno dice: vuoi fare una linea più elegante su questo show, di conseguenza con i performance si ragiona su quale tipo di performance ha senso o no portare in scena, e poi si costruisce. È sempre un po' magia lo spettacolo, perché non è mai una scienza finita, cioè è sempre infinita. Ogni volta che tu vai in scena cambia qualcosa, e questa è un po' la magia dell'arte. Ed è sempre una ricerca continua della performance, esatto, del sì. momento, quello, diciamo, speciale, quello che poi crea la magia, che è quella che avremo noi a Taranto l'1 gennaio in piazza Maria
Lo spettacolo dura un'oretta circa, noi torniamo a Taranto dopo il 1 gennaio 2020 ed è un grandissimo piacere poter tornare, e appunto un'ora state con noi in cui sicuramente vi terremo col naso all'insù e speriamo di abbracciarci tutti quanti insieme in una pioggia di petali finale. Bellissimo, che, bellissimo. Che invaderà la piazza. Grazie per questo spoiler, Alessandro. Grazie mille per essere stato qui su Radio Cittadella e Cittadella TV. Un abbraccio, buon allenamento, buon lavoro, e quindi ci vediamo l'1 gennaio qui a Taranto in piazza Maria Immacolata. Grazie mille ad Alessandro Petrolini. Grazie a voi per raccontarci. Grazie. A presto. Ciao. Ciao. Amici, avete sentito? Visto che bello, che bello? È l'1 gennaio, piazza Maria Immacolata. Mi raccomando, tutti pronti perché ci sarà questo spettacolo dei Sonics incredibile.